Sabato 10 dicembre gli allievi delle scuole elementari concordiesi, scandendo il conto alla rovescia, hanno accompagnato l'accensione dell'albero di Natale, collocato in piazzale Matteotti a 2 passi dal fiume Lemene. Un centinaio di persone hanno assistito all'evento, che si ripete con continuità da ormai 15 anni, grazie soprattutto all'impegno e al lavoro degli amici dell'albero, il gruppo di volontari che si dedica all'allestimento di questo albero di Natale in metallo. Da qualche anno, infatti, i tradizionali abeti sono stati sostituiti da una struttura in ferro, formata da un palo alto circa 24 metri, su cui sono stati fissati una serie di cerchi concentrici, il cui diametro diminuisce man mano che ci si avvicina alla punta. Una scelta dettata anche dal rispetto per l'ambiente, ha dichiarato l'assessore comunale allo sport e al tempo libero Diego Fontanel. Quest'anno gli organizzatori, grazie anche all'aiuto dei commercianti e di alcuni sponsor, hanno voluto arricchire l'accensione dell'albero con i fuochi d'artificio che hanno lasciato a bocca aperta i bambini presenti. Ma ascoltiamo ora l'intervento del sindaco Marco Geromin. Buonasera a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale. Renzo diceva bene, Concordia non si smentisce mai, soprattutto quando si parla di tradizioni. Questa è una tradizione che è cominciata 15 anni fa con un gruppo di ragazzi, di persone, di volontari che qui sono rappresentate da Giovanni Zaccheo, che hanno avuto questa idea, inizialmente con un albero vivo, per poi trasformarsi in questa struttura alta fatta in metallo. Quest'anno, 15ª edizione, ha voluto allargare, dare ufficialità all'accensione dell'albero, invitando anche i ragazzi delle scuole di Concordia, e penso sia stato un pensiero lungimirante, perché io credo che quest'albero, che sarà acceso da questa sera fino probabilmente all'Epifania, dovrà farci riflettere sull'epoca che stiamo vivendo, un'epoca difficile che vede impegnati tutti, dalle famiglie alle istituzioni, agli enti religiosi, alla scuola, tutte istituzioni che sono rivolte all'educazione e alle future generazioni. Io spero che ognuno di noi, ogni volta che vedrà la luce di questo albero riflettere sul piazzale Matteotti, si ricordi i valori che sono insiti della nostra società, soprattutto lo ricordo sempre quello del rispetto degli altri, delle regole, e soprattutto, e questo è un invito che rivolgo ai genitori, perché i bambini ci guardano sempre, a essere buon esempio alle future generazioni. Io credo che se questo albero ci trasferirà questa luce, probabilmente nel 2012 cominceremo a lavorare per una società migliore, impegnandoci tutti a far sì che queste generazioni possano vivere una vita dignitosa anche in futuro. Ringrazio quindi tutti i volontari che sono prestati anche quest'anno a costruire questo albero, ringrazio tutti gli sponsor che danno una mano e approfitto già da oggi per augurarvi buon Natale a tutti voi. Ringraziamo il sindaco per la sua disponibilità di così accettare. Don Livio Corazza ha invece colto l'occasione per ricordare ai presenti che in serata la cattedrale di Concordia Sagittaria accoglierà la luce di Betlemme, una candela che è stata accesa nel luogo della Natività ed è poi stata distribuita in tutta Europa. In questo periodo dobbiamo anche ricordarci, ha concluso Don Livio, di accendere la luce nei nostri cuori attraverso la solidarietà, l'amicizia e l'amore, cercando di non far sentire nessuno solo. Le lampadine degli alberi, prese singolarmente, fanno poca luce, ma tutte assieme creano un bel effetto. In maniera analoga, la comunità di Concordia Sagittaria deve rimanere coesa per essere forte e per vivere meglio. Giocolieri e Mangiafuoco hanno poi allietato i più piccoli, che hanno potuto anche gustare caramelle e cioccolate calde messe a disposizione gratuitamente. Per gli adulti uno stand gastronomico preparava anche semplici pietanze. Gli organizzatori, tolte le spese, devolveranno l'incasso della serata alle scuole locali per aiutare i propri figli. Stefano Zanet per Teleporto Gruaro, Veneto Orientale.